ricordo all'unica consigliera dei 5 Stelle, vorrei dire quasi abusiva perché ha vinto un ricorso, è sotto gli occhi di Abusiva in che tutti, senso? Spieghi meglio, perché io ho che visto la due È un po' ricorsi e pesantino, sono stati Paolina, ribaltati Mi- la giudizi. lista, Quello le che ha detto è rispondo assolutamente subito. infondato e anche diffamatorio. Le rispondo subito perché ho seguito il Legittima. ricorso. Allora, Mi ricordo che la sembra lista dei alquanto 5 diffamatorio Stelle, quello che ha appena detto nei miei la riguardi, lista perché non dei sono, 5 non Stelle. sono un consigliere Posso abusivo, le parlare? ricordo. Io non so lei Posso che razza rispondere? di incarico Posso abbia, ma io non rispondere? sono un consigliere abusivo, le Posso ricordo. risponderle? Posso risponderle? Mi lascia parlare? Magari anche delle scuse sarebbero Signora, gradite. allora, la lista dei 5 Stelle in Veneto non ha preso il 3%, requisito Come no? primario per poter fare un consigliere regionale. Voi Non avete è, fatto un non è così, si ricorso? informi meglio prima No, di no, fare mi le sono sentenze, informato. perché ci sono Allora, state, tra l'altro, delle può sentenze di stare due giudici. discussione. La lista dei 5 Stelle non ha preso il 3% in Veneto. Questo può confermarmelo? Ma lei fa il giudice? Mi No, permetta, non ma faccio lei che ruolo ha? fatto Fa del politica o ricorso, e magistratura? siccome ci sono due ricorsi della stessa natura accolti in Lombardia e nelle Marche, la legge parla chiaro. L'attribuzione dei seggi in Regione Veneto viene data alle liste che raggiungono il 3%. Lei 3%, è lì infatti noi l'abbiamo grazie, superato il lei 3%, è le lì chiedo di grazie andarsi a ad un ricorso informare. vinto. Lei è lì grazie a un ricorso vinto. Seconda cosa che non interessa ai cittadini, Magari perché avevo una delle ragione, non grandi perché niente, avevo pagato i giudici, mi non scusi. ci ha Mi sorprende che da parte di un rappresentante, non so di quale istituzione, ma vi sia un attacco personale nei miei confronti utilizzando frasi del tutto diffamatorie e provvederemo in tal senso. Lei legittimamente ha vinto un ricorso che ricordo analogamente perché l'ho seguito in prima persona, un ricorso che in Lombardia ha avuto un esito totalmente contrario e anche in Abruzzo, dove la legge elettorale è analoga e prevede che per andare al riparto dell'assegnazione dei consiglieri regionali le liste dei candidati devono superare il 3%, cosa che non è avvenuta per i 5 Stelle. Dopodiché il suo posto è legittimo da consigliera regionale,